Allora, sono Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri, e tutti quanti sono le me, cioè, sono un ragazzino insomma, di 70 anni e fra 20 giorni, no, un mese diciamo, entro nel 71. Voilà. E anche io ho scavallato Yanta. Dunque, la mia canzone si intitola Al di là del mare ed è, ed è una canzone che parla di un tema, non voglio dire attuale perché è stato sempre un tema universale e purtroppo da tempo, cioè l'emigrazione. Questo Sanremo per me rappresenta come se fosse il mio primo festival, perché sono 34 anni da quella fatidica sera di perdere l'amore. Ci sono tornato poi, sì, altre 3 volte, però sempre così mordi e fuggi perché facevo teatro e non avevo tempo ovviamente di seguire le vicissitudini di quello che potesse succedere poi dopo. Facevo già teatro, per cui venivo a Sanremo, cantavo una canzone e dopo 5 giorni ero già in teatro. Quest'anno mi sono preso questa licenza proprio perché credo in questa canzone, ci credo molto e per me è come se fosse il primo Sanremo. E all'epoca, 53 anni fa, quando sono venuto qui a Sanremo, proprio qui nel Casino, per 2 anni consecutivi, 68 e 69, avevo 17 e 18 anni, per cui potete immaginare l'emozione. Mi trovavo davanti a dei giganti della musica italiana. Per cui per me è come se fosse la prima volta, l'emozione è sempre la stessa. Io dico sempre nei miei spettacoli cos'ha quel palcoscenico, cos'ha quel teatro. Nessuno se lo sa spiegare. Partiamo tutti quanti con no, adesso quest'anno, stasera questa volta sfondo tutto. Arrivi a Sanremo e incominci a balbettare, si azzera la saliva, l'ansia, oddio andrà bene, non andrà bene, speriamo che sento la musica bene perché il testo me lo ricordo. Insomma, è un palcoscenico magico e questo lo devo dire, ha un suo fascino tutto particolare. È il Festival di Sanremo e non ci sta niente da fare. Se la vita fosse una canzone, sicuramente non per offendere le grandi canzoni italiane e i grandi cantautori italiani e i grandi cantanti, io scelgo 20 anni. 20 anni perché mi rappresenta, perché vincevo Canzonissima e compivo 20 anni. E per cui le cose si sono incrociate in una maniera straordinaria. 1970-71, come sappiamo, Canzonissima iniziava sempre un anno prima e finiva l'anno dopo. Per cui abbiamo iniziato nel 70 e si è chiuso nel 71, febbraio 71, gennaio 71, e io entravo nei 20 anni e ho vinto con una canzone che si chiama 20 anni e non a caso dice la mia vita cominciò come l'erba, come il fiore e mia madre mi baciò come fossi il primo amore. Più di questo. Ma l'Eurofestival non a caso lo dice già il titolo, l'Eurofestival, cioè unire tutti i popoli. Io sono un veterano perché l'ho fatto 2 volte, cioè, però insomma sono state bellissime esperienze. La prima volta è stata a Dublino e avevo 20 anni, insomma, uscivo fuori dall'Italia dopo l'America nel 64, voglio dire, e uscivo fuori andare a Dublino, non la conoscevo, andai con mio padre, c'era il mio povero papà e tutti i miei collaboratori, e con una grandissima emozione. La canzone si classificò sesta, credo, però stranamente, paradossalmente ebbe un successo enorme in Francia che si intitolava in francese Pour un instant d'amour, per un momento d'amore. Mi diede una grande popolarità che io ovviamente ne approfittai, diciamo così, facendo tanta televisione in Francia e poi non a caso ho fatto anche il cinema con le luci. Però insomma è stata un'esperienza bellissima e l'Eurofestival è l'unione dell'Europa, è l'unione dei popoli e deve essere tale. Io sono felicissimo che quest'anno sia giunto finalmente in Italia dopo tanti e tanti anni.